Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Principali titoli del pomeriggio: tra fondi PNRR e risorse del Piano Nazionale Complementare destinate alla regione siciliana nel ruolo di soggetto attuatore, sono stati accertati in entrata 1,198 miliardi e impegnati 744,29 milioni di euro. Ciò su un totale di 2,3 miliardi, pari al 39% dei fondi totali assegnati. Questo è quanto emerge da un dossier del servizio bilancio dell'ARS. Un 22enne di Palagonia nel Catanese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, spesso sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, picchiava la compagna davanti ai due figli di 2 anni e di 4 mesi. Durante l'ultimo litigio avrebbe addirittura provato anche a strangolare la donna. Passiamo allo sport e in particolare al calcio, con il divorzio tra Cristiano Lucarelli e il Catania dopo appena 3 mesi. Il tecnico livornese paga le brutte prestazioni in campionato, l'ultima ieri contro l'Avellino, panchina affidata momentaneamente a Michele Zeoli. Una ragazzina di 13 anni è stata operata all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bagheria per l'asportazione di un sarcoma di Ewing, un tumore primitivo dell'osso. Il primo intervento di questo tipo su un paziente di età pediatrica in Sicilia. E chiudiamo con il meteo. Domani è ancora una giornata soleggiata in Sicilia grazie al campo di alte pressioni che sta abbracciando l'isola in queste ore, temperature in netto rialzo rispetto ai giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.